Un fiume Brenta come nemmeno i vigodarzeresi hanno mai visto, neanche il primo cittadino che di anni ne ha 69. Quando noi sentiamo un Brenta, tutti lo dicevano, ruzzante, perché in molte volte è riuscito anche a desbordare con gli argini. Vederlo così credo che bisogna farci un pensiero, ma un pensiero veramente serio, perché credo che sia un danno non solo per l'economia, ma sia un danno anche per tutto quanto, per chi possa passare, per chi possa anche vedere l'argine. Noi ci ricordiamo l'ultima pioggia, diciamo abbastanza importante, a novembre, siamo a marzo e deve ancora piovere. È stato previsto sulle previsioni che mercoledì ci sarà una leggera pioggia, ma non basterà per riempire il fiume Brenta. Il bassissimo livello delle acque del Brenta ha denudato i pilastri del Ponte della Libertà che unisce Limena con Vigo d'Arzere fino ai Plinti. Credo sia un'occasione anche per la provincia, perché è competenza provinciale, di fare un sopralluogo e vedere veramente com'è lo stato di questo ponte, perché a sentirlo dire a parole o con i giornali e altre cose sembrava un ponte che stesse per cadere. Che poi ci sia bisogno di un altro ponte ne discutiamo, per carità, non ho mai detto di no. Nella bassa padovana la carenza di pioggia ha mandato in sofferenza Frumento e Orzo. Le semine sono posticipate il più possibile in attesa di qualche precipitazione. Questo terreno sarebbe pronto per la semina del mais. Ovviamente se non dovesse piovere, qui dove non c'è acqua non verrà assolutamente seminato, quindi il terreno rimarrà incolto. Quindi è fondamentale, con il clima che sta cambiando, avere un po' in tutti i territori italiani e ovviamente anche qui nella fertile pianura padana dell'acqua a disposizione, perché il futuro dell'agricoltura è l'acqua, ma in questo caso non riusciremo a seminare se non pioverà. Sono 3 mesi che non piove. La siccità nella pianura padana, spiega la Coldiretti di Padova, sta minacciando oltre il 30% della produzione agricola. Anche l'irrigazione sarà problematica.